Con Mister Rettis, coach Tiene, intanto complimenti perché una partita secondo me gestita e impostata bene, magari il primo tempo un po' più nervoso, il secondo tempo meglio certamente Tiene rispetto a Valdagno, anche due formazioni che dal punto di vista strutturale e di squadra hanno probabilmente obiettivi differenti. Tu che partita hai visto? Ho visto un Tiene irriconoscibile il primo tempo, abbiamo faticato molto, comunque contro una squadra di ragazzi giovani che probabilmente non puntano sicuramente i primi posti, però giocano bene, si conoscono molto bene, quindi hanno un bel gioco, un bel ritmo, una bella intensità, quindi un Tiene molto, molto in difficoltà nel primo tempo, non abbiamo concluso quelle poche occasioni create, non abbiamo fatto girare palla con ritmo e intensità, cosa che è successo negli ultimi 5 minuti, è una cosa che a ogni partita, a ogni allenamento chiedo, intensità del primo e dell'ultimo minuto. Quello che non capisco è come arriviamo a fare 40 minuti, 45 minuti male, giocati non proprio egregiamente, sicuramente al secondo tempo meglio, e per poi andare a dare il ritmo e il gioco che conosciamo del Tiene solo gli ultimi 5 minuti. Quindi è un po'. Sì, questa è una cosa che mi rimane un po'. Mi sta un po' stretta perché siamo una squadra che può fare molto di più. E ovviamente merito anche della squadra avversaria che ci mette in difficoltà, ci dà poco spazio, quindi è andata una partita che è andata bene, adesso era importante passare le vacanze con un po' di serenità e ecco dai. Ma direi che parlavamo prima delle strutture, giustamente Valdagno ha fatto delle scelte abbastanza interessanti, abbastanza importanti, quella di giocare alla 2 con tutto il proprio settore giovanile, mentre Tiene sicuramente altri obiettivi. Rispetto agli obiettivi, come ti vedi? Beh, adesso sicuramente dobbiamo lavorare tanto perché dovremo andare a giocare una semifinale di Coppa Italia, che è l'obiettivo principale. Al momento forse non siamo neanche ancora in formissima, abbiamo passato dei momenti migliori, quindi dobbiamo lavorare, dobbiamo cercare di arrivare pronti per quell'obiettivo. Certo è che dobbiamo arrivare anche più avanti in classifica in campionato per poter almeno giocarci a semifinali in casa, che sarebbe sicuramente un punto in più a nostro favore. E quindi al momento c'è solo da lavorare perché così diventa difficile gestire un campionato e una Coppa Italia. Quindi sono convinto, sono sicuro che i ragazzi arriveranno in formissima quando sarà il momento giusto, arriveranno preparati. Adesso intanto cerchiamo di giocarci queste partite al meglio rispetto a come siamo messi durante la preparazione atletica, e vedremo dai. Intanto ci sono le vacanze, ricarichiamo un po' le batterie. Buon lavoro, ancora complimenti, tre bei punti, a presto, buon Natale. Grazie altrettanto, buon Natale a voi. Ciao.